tutti quei di questo gruppo qua. Tornò a dire che sì che è stata discriminazione linguistica quel che ha fatto in il gruppo Cipillo 1882 di ridurre la nostra lingua veneto-cipilegna con 133 anni di storia e che è un fenomeno etnolinguistico in il mondo a parole come altini, exactini e adiosini. Questo è vero quel che i foresti che non sa niente della nostra cultura e niente entro a dirne cogliol discriminarne. Come che tutti sappiamo, tante volte ai foresti che par che non attribuiscono solo che parole spagnole o italiane e che non tonna i o na e, come in il caso di tacchi e memeli. Tutti quei che parla veneto cipilegno sappiamo che la nostra lingua è tante pi de na i e na e. Per dire exactini, per esempio, viene al manco tre maniere: eco, proprio e giusto. Ste tre parole qua non vedono che il gruppo Cipillo 1882 alle dai a conoscere. E metter tacchi e memele come livello di conoscimento del veneto cipilegno è una strambaria, perché già c'avevano due delle parole che le tipiche della cultura e il mangiar messicano. E che anche in giapponese al disarei watashi wa taco to memela tabetai da, ossia mio mangiare un taco e una memela. In te quel che quei da Cipillo 1882 ia scrivest Sora Nuatri e parla della invidia. Ma che invidia? De non averle so 3.000 persone nel nostro gruppo? Non abbiamo una buona idea di avere entro qua a qualunque persona che la fa un like, no. O non comunicarsi con la nostra gente che la parla sta lingua qua e che la caro se evitare a parlarla e anche a scriverla. Anche se le fosse 40 persone, noi saremmo contenti e si evitariamo a fare video e a pubblicare parole di quelle che per disgrazia già le quasi perse. O a ciacolar sopra qualunque arte, magari sopra stupidità si o lei, ma in la lingua fondadora del Cipillo. Si evitarono a pubblicare per la minoria che sono come paesi e non per la maggioria. Noi non sono alti esecutivi anonimi del turismo del Cipillo, no. Sono due persone, un scrittore e un dottore, che ne preoccupa e interessa la nostra cultura e lingua e che sono sicurissimi di che con quelle si può fare tanti arte creativi o solo che recreativi. Credo che la nostra lingua la è viva e utile e non solo che un spotaccio di museo mettest entro in una vetrina intanto che parlon e scrivo in spagnolo. Secondo i documenti ufficiali dell'epoca, quando il governo messicano voleva copiare al modello migratorio di Argentina e Uruguay, ossia tra 1881 e 1883, sapevano che si pensava a menare entro 200.000 italiani. Ma al progetto del governo messicano è stato fatto con tanti sbagli, con tanti imbrogli, e già può smenare entro solo che 2.581 italiani in tutte le colonie che già fondò. 2.581. Per esempio, sti dati qua che ho appena detto e tanti altri che avevano idea di farvi conoscere, i sapevano perché si informano, perché le donne indagon e non solo che perché li abbiamo visti in chissà che pagina e la mettono in il nostro gruppo con idea che ne dai like. Ne interessa che la nostra gente la sia informata per fare fronte ai tempi ogni volta più difficili per la vita delle lingue fa quella nostra. La lingua del Cipillo la è un miracolo della sopravvivenza culturale perché la è stata parlata in i primi anni solo che intra un po' di più di 300 persone, i nostri fondatori. E l'ora Cipillo è stato sempre e il sevita essere anche adesso un gruppo minoritario antropologica e linguisticamente.
A quei de Cipillo 1882, Gepar che dir gruppo minoritario allena buona maniera de offender. No altri sabon che Cipillo è vero quel, a un gruppo minoritario, e che il nostro gruppo de Facebook anche è minoritario. Sarei bellissimo essere gruppo maggioritario, ma che ne arte della vita e del destino che non si può cambiare l'inno. In questo gruppo qua mai non si darà preferenza alla lingua spagnola su persona di quella veneto-cipilegna. E per finire, tutti guati sapere vero pulito chi che son quei che avon fatto sto gruppo qua. Eduardo Montañera Anguiano e Alfredo Dossetti Masocco. No avon ciapano al nome de Cipillo per scondersi e far discorsi politicamente corretti in spagnol, con chissà che intenzione. In el libro rojo de las lenguas amenazadas de la UNESCO e in el atlas che ya fat, al Veneto parla in la región del Veneto a Italia, le considera come lengua vulnerable, o sea, que se può ferirla o danarla con facilità. Immaginonse allora la variante cipilegna che parlano altri qua a Messico. Sono preoccupati per la morte linguistica delle nostre parole, che andì per disgrazia l'arriverà, vero perché la nostra lingua e cultura le è minoritarie e perché poca gente, sino le che vero sol che nuatri adesso, e ha l'iniziativa di lavorare per la nostra essenza reale con l'aiuto di internet. E ogni volta che vedoni che chissà chi al fa qualcosa che credon che può danar al nostro patrimonio culturale, saranno là per dirlo e avvisare alla nostra gente, con idea di creare un'arte che come paese ne manca tanta, coscienza etnoculturale. Qua abon nome e faccia e poter dirne o scriverne in le vostre parole qualunque sorta di opinione sopra quel che fon. Volarion lavorare insieme di 9 persone e gruppi di internet per far come che si dice un frente comune, ma noi non podon né no lonno lavorare con chi che non ha faccia e con chi che vede a Cipillo come una caricatura in spagnolo. Non lo no fermar o finire la sua pagina a quei de Cipillo 1882 o a chi che gen fai una, ma stavolta qua all'estate senza dubbio una discriminazione linguistica e abbondat la nostra opinione sol che per quella. Per noi, si luri e avesse i 200.000 like dei italiani che il governo messicano aveva idea di menare entro per colonizzare Messico, sarei vero pulito. Qua ne interessa la qualità e non solo che la quantità. Se Alfredo e me abbiamo la segurità de che le parole cipilegne le salvate si eliminò dal nostro gruppo di Facebook, al farion adesso senza neanche pensare. Ma come che per disgrazia non è facile cosita, al nostro gruppo al Sevita e, come qualunque altro cipilegno, abbona il diritto e la responsabilità di far rispettare le nostre parole. Tante grazie a tutti.